bentrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. Il traffico di sostanze stupefacenti, cocaina, marijuana e hashish non si è fermato in Sicilia neanche durante il periodo del Covid. È quanto emerso dall'operazione antidroga operata stamani dalla Guardia di Finanza di Messina, che ha portato a 61 arresti per smercio di droga nell'asse tra la Calabria e la Sicilia. Nel mirino una delle più grandi piazze di spaccio di Messina, quella del quartiere Giostra, e soggetti operanti nel quartiere San Cristoforo di Catania. In particolare durante la pandemia, per eludere i controlli delle forze di polizia, nel contempo anche per poter beneficiare di un canale di passaggio prioritario sullo stretto, lo stupefacente veniva consegnato a Messina utilizzando autoambulanze. L'area di stoccaggio delle imbarcazioni utilizzate dai migranti per raggiungere Lampedusa, uno spazio di circa 1500 metri quadri, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito un provvedimento del GIP di Agrigento. Il terreno è in uso alla Cubo Costruzioni, una società cooperativa che risulterebbe sprovvista di autorizzazioni ambientali. Si indaga per i reati di raccolta e smaltimento di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni e di illecita miscelazione di rifiuti. Nel mirino dell'inchiesta sono finiti 4 soggetti, 2 originari di Lampedusa e 2 del Catanese. Traffico bloccato stamattina lungo l'autostrada Palermo-Catania a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato all'altezza di Termini Imerese. La viabilità è risultata in tilt in direzione del capoluogo siciliano. Sul posto sono presenti ANAS e forze dell'ordine. La stradale sta verificando le cause di quanto accaduto. Si pensa che il ribaltamento possa essere stato causato dal forte vento di queste ore. Ferito in modo lieve l'autista del camion, preso in cura dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Si è svolta oggi nella sede di Aco7 SPA a Catania un'assemblea dei soci con all'ordine del giorno le preoccupanti variazioni del costo dell'energia elettrica previsti a partire dal 1 gennaio 2023. I diversi interventi in assemblea hanno fatto emergere una apprensione condivisa circa l'insostenibilità dei costi energetici sia per le famiglie che per le aziende che per gli enti pubblici. I dati forniti hanno fotografato una situazione da molti definita incomprensibile. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna nel pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.